Prismalab è qui che un gruppo di giovani ingegneri ed informatici dell'Università Federico II di Napoli sperimentano e sviluppano le più imponenti e importanti applicazioni della robotica in ogni campo, dall'industria alla medicina, alla cucina, al tempo libero. Questo ad esempio è Rodiman, o se volete il robot pizzaiolo. Sono stato costruito nel laboratorio Prisma dell'Università Federico II di Napoli. Faccio anche la pizza, ma posso essere utile in tanti altri lavori. Siamo partiti dal processo di produzione della pizza, che è tipicamente napoletano. Siamo partiti ad esempio con la chirurgia robotica, costituendo anche un centro interdipartimentale tra ingegneria e medicina. E stiamo ad esempio provando a migliorare le abilità di robot come Leonardo, che è una mera estensione del braccio del chirurgo, esatto, ma provare anche a dare un ritorno di forza, provare anche a eseguire in modo attivo delle operazioni di chirurgia robotica. Ma la robotica e l'automazione hanno mille altre applicazioni nella realtà di tutti i giorni. Vorremmo costruire un drone che sia in grado di fare qualcosa. Per fare questo stiamo costruendo una piattaforma che sia abbastanza performante, che ci consenta di fare questa operazione. Stiamo costruendo una serie di prototipi di braccia ultraleggere, dotate di una serie di sensori all'avanguardia, che consentono di realizzare operazioni di manipolazione aerea. Ed è in queste stanze che questi ingegneri giovanissimi e dinamici, un po' alla volta, stanno introducendo nella vita di tutti i giorni i robot. Paolo Chiariello, Sky TG24, Napoli.